Bene, signor Tommaso, è con piacere che apriamo la pista, una nuova pista. Allora, adesso vi raccontiamo un po' di noi. Scusate un attimo, io sono dietro la cosa che sta succedendo? Innanzitutto un cordiale saluto agli amici di Friuli TV che ci stanno guardando e stanno cercando di capire cosa sta andando in onda, dove siamo e perché siamo qua. Semplice, il discorso è molto semplice. Siamo all'interno dello studio del Media Triveneto Group qui in Interporto a Pordenone. Questa nuova realtà che è nata da pochi giorni, questa nuova realtà che sta crescendo sempre di più per quanto riguarda anche le iniziative eccetera. Non c'è solo Omar Costantini per quanto riguarda la parte giornalistica, ma ci sono tantissimi altri amici. Adesso il protagonista è lui. Do la schiena un attimo, non è il massimo della vita, però vogliamo presentarvi anche quello che facciamo come gruppo Media Triveneto, perché come Media Triveneto Group abbiamo tantissime iniziative, non solo dirette ma anche indirette. Per questo passo la parola ai miei due amici che sono qui con voi, che vi racconteranno perché in questo momento stiamo andando in onda su Friuli TV. Stiamo andando in onda per una cosa importantissima, perché qui in questo studio, grazie a te. Io so che sono bello, esatto, quindi grazie a te che ci dai questa grandissima opportunità, grandissima possibilità. Finalmente anche a Pordenone si aprono le porte per questa accademia, l'Accademia della Cinematografia, l'Accademia della Televisione, l'Accademia dei Servizi, degli Operatori, un'accademia che si sta formando a 360 gradi con dei corsi straordinari. Noi sappiamo che all'inizio gli studenti, quando escono fuori da queste scuole meravigliose, per l'amor di Dio, con tanto di rispetto, escono con tanti dubbi, con tanti perché, con molta esperienza teorica. Bene, questa sarà la sede giusta per dare tanta praticità, certo, e tanta energia a questi ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco. Io aggiungo anche questo, poi passo la parola a Tommaso. No, stai con noi. Rimango qua per fare un po' da smistamento. Volevo dire, il suo lavoro è il suo lavoro. Dopo tanti anni, insomma, ti viene automatico, no? Quando vedo la spia rossa parto, no? Non so se in questi casi. Dicevamo, qui davanti a voi abbiamo due professionisti del settore. Adesso abbiamo riso e scherzato perché giustamente va così, certo. Però attenzione, è veramente una grande opportunità che viene data a te che ci stai guardando, perché veramente per la prima volta si crea qualcosa di particolare. C'è chi parla della Hollywood sul Tevere, noi ci limitiamo alla Hollywood sul Noncello, però attenzione, molto particolare. Così, Tommaso. Ci va benissimo, sì, assolutamente. Io posso presentarmi telegraficamente, sono regista e direttore della fotografia, selezionato in oltre 70 festival in tutto il mondo, categoria A e categoria B. Ho recentemente vinto il London Documentary International Film Festival, che è un festival che qualifica ai BAFTA, sono gli Oscar inglesi, e ultimamente ho iniziato a lavorare al nuovo film di Enzo Salvi come direttore della fotografia e coproduttore. Un Enzo Salvi in vesti completamente nuove, perché è il suo primo film drammatico, e il film è diretto poi da un carissimo collega, anche lui già pluripremiato, che è Emiliano Locatelli. Questo così telegraficamente. Eddie, vuoi raccontare? Ma guarda, io è da pochi giorni che faccio questo lavoro, si parla del 1983, quindi c'era già la TV a colori. Fate voi i conti, c'era già la TV a colori, no? Però c'erano le telecamere che pesavano 20 kg, quindi ti dico, le mie spalle sono state molto, molto forti in questo. Quando andava bene a volte registravo. Esatto, anch'io sono regista, sono sceneggiatore, scrivo sceneggiature, ho fatto moltissime esperienze anche in Rai, quindi anche molto regista televisivo, una miriade di dirette, quindi io sono abituato alle dirette che se sbagli ti ho visto, ti ho visto. Questa è una cosa molto importante, ma si dice che sbagliando si impara, no? Non è così, certo. Quindi insomma è una cosa molto importante. Cerchiamo di dare
di dare entusiasmo alle nostre esperienze. Qui a Pordenone veramente si è formato un gruppo, ma veramente Media Group, un gruppo molto forte che sicuramente avrà, io ne sono convinto, un grande successo, certo, proprio per l'entusiasmo. Se permetti, sottolineiamo anche questo, perché chiaramente, come vedete, noi siamo una parte, i famosi tasselli, come dico spesso, del puzzle, no? Che realizza poi il prodotto finale, ma ci sono tantissime altre persone dietro di noi che si occupano, chi della parte commerciale, chi della parte web, come Giuseppe Quattrin, che è il nostro direttore tecnico per quanto riguarda il web. Non dimentichiamoci di Loreano Bedini, che è la nostra, che senza di lui non andiamo in onda, tanto per essere chiari, oltre ad essere il numero uno, insomma, del progetto, il re della scacchiera. Il re della scacchiera. Ecco, noi siamo un po' i pedoni, come si dice in questi casi, che giriamo per portare avanti il progetto, ma tantissime altre iniziative sono portate avanti, come Media Triveneto Group, perché parliamo della pubblicità classica, tradizionale, la pubblicità quella più moderna, 4.0, chiamala come vuoi, qualcuno potrebbe anche dire. Insomma, come vedete, addirittura stiamo creando, anzi stanno creando loro, grazie alla loro professionalità, il loro know-how, come si dice in questi casi, stanno portando qualcosa di nuovo in Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia, che ormai è diventata una terra di cinema, perché praticamente un po' da tutte le parti si trovano delle location dove si vuole investire nella comunicazione, ma soprattutto far conoscere questa terra in modo chiaro e trasparente, perché ha una piccola particolarità. In un'ora sei dal mare ai monti, e la pianura in mezzo, no? Sì, e come logistica possiamo anche dire che siamo anche all'interporto, quindi il mondo, come dici, tutte le strade portano a Roma, ed effettivamente qua tutte le strade portano all'interporto, perché siamo a pochissimi centinaia di metri dell'autostrada, quindi è anche facile trovarci ed avere veramente un passaggio molto veloce. La cosa che diceva Omar è veramente veramente vera, proprio sembra un gioco di parole, perché la cosa bella di questa esperienza è che noi diamo opportunità. Questa è la cosa bellissima, perché non è una scuola, sono dei corsi professionali che noi faremo in collaborazione anche con altri direttori di fotografia, con altri personaggi anche molto molto famosi, quindi faremo quasi da tramite, no? Ma l'opportunità di lavoro che noi daremo a questi ragazzi che escono, o anche alle persone che hanno voglia di mettersi in gioco e hanno voglia di fare questa esperienza. Scusa Eddie, questo è importante, no? Non è solo per gli studenti, ma è per chiunque abbia voglia di mettersi in gioco. Mi avete anticipato la domanda. No, per chiunque abbia continuare. Per chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, non conta l'età, non contano gli studi, conta solo una cosa, la motivazione. Certo, che è fondamentale. Che è fondamentale. Sì, e noi siamo qui per questo, sì. Per aprire le porte di questa professione, per cercare di far capire agli studenti, ai futuri colleghi, come funziona, come si può vivere di questo, che lo riteniamo, Eddie, penso, il mestiere più bello del mondo. E la promessa che viene fatta da questa attività, da questa accademia, è che ogni studente che verrà inserito nel nostro gruppo avrà sicuramente un'opportunità di lavoro, che prima di tutto lavorerà con noi, perché noi abbiamo ovviamente, a parte i nostri corsi, abbiamo le nostre attività, abbiamo i nostri lavori, abbiamo i nostri film, le nostre sceneggiature, quant'altro, ma daremo possibilità di lavoro a tutti gli studenti che parteciperanno a questa. Che partirà già dal corso. Sì, vogliamo anche dire. Abbiamo dei prodotti finali che sono già lavori veri e propri. Questa è la nostra peculiarità. Eddie, se vuoi. Sì, appunto, lavori dal giornalismo, che è il corso base, quello che vedrete poi sugli schermi, fino ad arrivare al corso di cinematografia, fino ad arrivare al corso di cinematografia d'impresa. Quindi una serie a 360 gradi di corsi che vi faranno veramente mettere in gioco, veramente. Io direi, ragazzi, per non spoilerare, no? Come si dice troppo, direi che possiamo anche chiudere qui questa prima puntata, perché poi man mano che ci allargheremo, quando comincerà a nascere anche qualcosa di ulteriore da mostrarvi, insomma, vi faremo vedere anche durante i corsi qualche blitz, assolutamente. Bene, magari sentendo poi anche gli studenti che partecipano, come si trovano. Sicuramente. Bene, lascio a te gli ultimi saluti. Allora, a questo punto. C'è un detto friulano, no? Che dice Fasendi Bessoi. Sì, va bene Fasendi Bessoi, però ricordatevi che
si cresce solo facendo squadra. Come? Usando la testa, che è fondamentale per far mettere in moto tutto il progetto, e soltanto un passettino alla volta, con intelligenza, senza strafare, prima o dopo i risultati arrivano. E come si dice nella lontana provincia dell'impero, anche se oggi sono a Pordenone, ma sono sempre in Friuli, mandi e alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.